Questa è la storia della Torre Morosini, ci troviamo a Lusia in provincia di Rovigo. Nel XII secolo gli Estensi qui costruiscono un castello, forse sui resti di una precedente fortificazione romana. Dopo il 500, durante il dominio della Serenissima, il territorio di Lusia non viene più coinvolto in guerre, il castello quindi perde la sua funzione militare e viene raffigurato in una mappa del 1564, custodita nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia. Nel 600 il castello viene acquistato dai Morosini, importante famiglia a parte del patriziato veneziano, e da loro trasformato in una villa, ampliata poi verso la metà del secolo dal doge Francesco Morosini. A nord un edificio principale con ai lati due torri con merli decorativi, una costruzione centrale, e a sud un edificio porticato con ai lati due torri colombaie. Dal 1889 al 1935 appartiene alla famiglia Oliva, poi venduta all'amministrazione comunale, viene restaurata e diventa sede del municipio e delle scuole elementari. Nel 1942 qui viene istituita la prima centrale ortofrutticola. Il 20 aprile 1945, verso la fine della seconda guerra mondiale, durante la ritirata tedesca, un bombardamento alleato con obiettivo il ponte sul fiume Adige colpisce Lusia, distruggendo Villa Morosini e la vicina chiesa di San Vito e Modesto. I resti della villa vengono demoliti durante il soccorso delle vittime. Oggi rimangono solo la torre di sinistra, una parte del basamento della torre di destra e la colombaia di destra. La torre sopravvissuta inizia a essere chiamata Torre Morosini e rimane abitata fino al 1983, venendo poi restaurata dal comune. Oggi possiamo ancora notare le giunzioni della torre con il resto della villa perduta.